Operazione colpo secco della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Sequestrati 120 kg di droga, arrestati 12 indagati tra Caltanissetta, Agrigento e Roma. Le fiamme gialle di Caltanissetta, capitanate dal colonnello Stefano Gesuelli, hanno lavorato fiutando la droga. A Roma i finanzieri hanno arrestato un egiziano. Lui, dopo osservazioni e pedinamenti, è stato trattenuto. Hanno perquisito la sua dimora. Sono stati trovati più di 100 kg di sostanze stupefacenti, tra 97 kg di hashish e 4 kg e 500 grammi di marijuana. E poi 2 pistole, un silenziatore e 3 penne pistola, con le munizioni. L'africano è recluso nel carcere di Regina Coeli. L'operazione della Guardia di Finanza nissena, coordinata dalla Procura, è il frutto di indagini avviate nello scorso febbraio e che hanno maturato anche altri frutti, con altrettante operazioni scatenate nelle province di Caltanissetta e Agrigento, dove sono state arrestate 11 persone e sequestrati 17 kg di hashish, 100 grammi di cocaina e 400 grammi di marijuana.